Regna vita nostra, vite sementes, sit panem tartara lignum, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Servi supplicium pecori teres, laus tibi Christe, vicit vitam exem, tartara lignum, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per vivere degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la grandezza del tuo amore, fa che accogliamo pienamente il tuo dono, perché liberi da ogni errore, aderiamo sempre più alla tua parola di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: Alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza, essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino, quando ecco un etiope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: va avanti e accostati a quel carro. Filippo corse innanzi e udito che leggeva il profeta Isaia gli disse: capisci quello che stai leggendo? Egli rispose: e come potrei capire se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora egli fu condotto al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita. Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della scrittura, annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: ecco, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato?
Fece fermare il carro e scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, e pieno di gioia proseguiva la sua strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché giunse a Cesarea. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Popoli, benedite il nostro Dio, fate risuonare la voce della sua lode. È Lui che ci mantiene fra i viventi e non ha lasciato vacillare i nostri piedi. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui gridai con la mia bocca, lo esaltai con la mia lingua. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo. Parola del Signore. In questo sesto capitolo del Vangelo secondo Giovanni affrontiamo il tema di Gesù, pane di vita. Confronta se stesso con la manna nel deserto che il popolo di Israele riceve da Dio durante il tempo dell'Esodo. È un pane che non porta alla vita eterna, quello della manna. Gesù invece dice di se stesso di essere il pane vivo, disceso dal cielo, che dà la vera vita. In questa immagine del pane, Cristo manda tanti messaggi ai suoi ascoltatori. Dicendo di essere disceso dal cielo, afferma la sua divinità e la sua comunione totale con il Padre che lo ha mandato. Dicendo di se stesso che la sua carne è vero cibo, poi dirà anche in altri passi che il suo sangue è vera bevanda, fa intuire, ma sarà un qualcosa chiaro solo dopo la sua morte e risurrezione, che la sua vita, quella vita che donerà sulla croce, sarà il vero nutrimento e il vero principio, inizio di una vita nuova per coloro che crederanno in Lui che dà la vita, e che in quel dono tutti quelli che credono in Lui avranno la vita eterna. Chi crede ha la vita eterna. Colleghiamo questo Vangelo con la prima lettura, con quel passo degli Atti degli Apostoli in cui Filippo dà il battesimo al funzionario della regina di Etiopia, Candace.
Quel funzionario sta già cercando di leggere quel grande dono del Padre che sono le Sacre Scritture, l'Antico Testamento, soprattutto quei passi del libro del profeta Isaia che parlano della passione del servo di Yahweh, del servo di Dio. È un chiaro passaggio biblico che fa riferimento a Gesù. Già secoli prima dell'incarnazione di Dio c'è questa profezia che Dio darà un suo servo, un suo servitore, un suo consacrato per la vita del mondo, che proprio tramite la morte di questo consacrato viene la vita per la moltitudine, per tutti i popoli della terra. E Gesù riprende quel passo in questo Vangelo, la sua vita è la vita per tutti. Lui si paragona al pane della manna, ma per dire di essere molto di più. Lui è il pane della sapienza, della vera sapienza di Dio. Lui è il pane di colui che dà la sua vita fisica sulla croce. Lui poi è il pane che diventerà il grande dono dell'Eucaristia, all'interno della quale il grande dono della vita, morte e risurrezione di Cristo continua a essere trasmesso a quelle persone che si accostano al sacramento dell'Eucaristia. Quali sono gli effetti di questo sacramento e più in generale della vicinanza alla persona di Cristo, pane di vita? Vediamo questi effetti negli Atti degli Apostoli. Chi ferma gli Apostoli? Nessuno. Non hanno potenza militare, politica, economica. Qualcuno di loro sicuramente non ha uno spessore culturale, anzi molti sono di origini umili, però anche le persecuzioni diventano per loro occasione, pur nella fuga, di trasmettere il Vangelo da un'altra parte. Il Cristo, in un passaggio dei suoi discorsi, dirà: questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la vostra fede. Questo è l'elemento che permette ai discepoli di essere vincitori contro ogni ostacolo alla predicazione del Vangelo e l'essere portatori di vita loro stessi. Questa fede, questo attaccamento al risorto, nutrito, pensando alla prima lettura, e a Cristo della sapienza, della Sacra Scrittura, nutrito anche dei sacramenti, nutrito da questa vicinanza personale con Cristo. Chiediamo al Signore di essere persone che però nutrono la propria fede anche attraverso un altro elemento, l'amore. Chi vive l'amore sarà un messaggio continuo nel Vangelo secondo Giovanni. Pensiamo alla lavanda dei piedi, pensiamo al capitolo 14. Chi vive l'amore fraterno è spazio aperto all'azione di Dio. Chi ama, noi verremo a Lui. Leggiamo nel 14 capitolo secondo Giovanni: io e il Padre prenderemo dimora presso di Lui. In colui che vive i comandamenti, il principale è proprio l'amore, perché il cristiano ama. Non è solo filantropia, non è solamente percezione della grandezza di chi sia davanti, è soprattutto consapevolezza che se il cristiano ama, lascia spazio a Dio, ne fa esperienza in questa vita. Meno spazio c'è per la superbia, per il ricordo di quello che qualcuno mi ha fatto, che potremmo dire è il primo passo in vista della vendetta, il rancore non contenuto. Quando non c'è spazio per queste cose negative, si dà spazio all'amore. Non c'è una via di mezzo. Se tu lasci spazio a tutto quello che è contro l'amore, togli spazio a quello che Dio ti chiede di mettere al centro, l'affetto, il dono di sé, l'essere persona che sa accogliere. E se c'è questa tua propensione a dare spazio all'amore, lasci spazio a Dio perché in te la sua presenza sia grande. E allora tu sei in comunione con Cristo, pane di vita. E questi effetti sono grandi nel tuo modo di affrontare tutto, la tua serenità, il tuo coraggio, il tuo non arrenderti di fronte a niente. Non è solamente qualcosa che dipende da te, sei tu che lasciando spazio a Dio permetti
soprattutto a Lui che tutto dipenda da Lui. Alleluia, alleluia, colui che risuscitò. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Cristo è Signore del mondo intero, Gesù il Re del creato. Alleluia, alleluia, colui che risuscitò. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Portiamo a tutti il suo Vangelo. Gesù è morto e risorto. Alleluia, alleluia, colui che risuscitò. Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù. Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva da ricordare questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questo misterioso scambio di doni ci fai partecipare alla comunione con te, unico e solo bene, concedi che la luce della tua verità sia testimoniata dalla nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinasce una vita nuova ai figli della luce, e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nel alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Germano Dottai, di Giuseppe Farbomè, di Silvio e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo volto. E noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con i santi patroni delle nostre comunità parrocchiali e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo,
per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che non poté toccare, ora in Cristo a noi donato, pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Amen. Preghiamo. Assisti il tuo popolo, Dio Onnipotente, e perché nel colmato della grazia di questi santi misteri doni di passare dall'antica fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto, e di vivere regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera del Cardinale Petererdo per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti rendiamo grazie per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti nonostante ogni forza distruttrice e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro mondo e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare, sia individualmente sia in comunità, per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più bella e ricca di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e la risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati. Dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Domani mattina, presso la comunità di Villanova di Fossati di Portogallo, alle ore 11, ci sarà la benedizione degli 8 mezzi, con una modalità
Domani sera invece la Santa Messa sarà sempre celebrata alle ore 18 presso la chiesa di Viola Serrano, nella parrocchia di Giussano. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Regina Celi,